Buonasera e ben ritrovati con la finestra e buon sabato sera. Il tempo sembra clemente, però insomma ci hanno raccontato che fino al giorno di Sant'Antonio pioverà e lo sappiamo bene noi di Padova che ogni anno durante la celebrazione del santo ci troviamo sotto un diluvio universale. Di che cosa parleremo questa sera? Insomma, cercheremo di guardare che cosa sta capitando a noi esseri umani, perché insomma sembra che gli antibiotici da qui a un po' di tempo non funzioneranno più, e poi cercheremo di capire anche che cosa succede nel mondo dell'allevamento, cercheremo di capire poi questi vaccini e soprattutto su questi vaccini cercheremo di capire perché bisogna vaccinarsi. Argomenti non facili sabato sera, ma ripeto, siamo qui, parliamo di salute ed è una cosa importantissima. Il piacere di ospitare in studio con noi il professor Giorgio Palù, presidente della Società Europea di Virologia. Professore, benvenuto. Il piacere di ospitare in studio con noi il presidente di Federconsumatori Venezia, benvenuto. Buonasera. E lei rappresenta tutti i consumatori e sentiremo che razza di lamentele ci sono in questi periodi. Tanti, ma non tutti. Tanti, ma non troppi, si diceva. Il piacere di ospitare in studio con noi il dottor Giancola Giuseppe, il presidente della FIMP della Regione Veneto, Federazione Italiana Medici Pediatri, benvenuto. Buonasera. Il piacere di ospitare in studio con noi Lauris Mazzorato, sindaco di Resano in provincia di Treviso. Buonasera. Con la sua fascia veneta. Veneta, sì, Veneto. Popolo Veneto. E il piacere di ospitare in studio con noi il dottor Alessandro Vaccato Bagilotto, farmacologo, tossicologo e farmacista. Insomma, uno che ha studiato ed è giusto anche che si dica, come tutti. Allora, cosa succede? Che nel 1945 Fleming vince insomma il Nobel assieme ad altri due con la scoperta della penicillina e disse: se male usata o sottodosata poteva non uccidere i batteri ma indurre lo sviluppo di meccanismi di persistenza. Ecco, siamo arrivati al momento che potremmo definire clou zero. Un mese fa circa negli Stati Uniti una donna non riusciva insomma a guarire da un'infezione batterica e di lì si è parlato di un super batterio killer che resiste a qualunque cura e a qualunque antibiotico. Poi insomma la signora con un mix importante di medicinali è riuscita a guarire, però noi siamo rimasti così a chiederci che cosa sta capitando nel nostro mondo, in quello che noi conosciamo. Professor Palù, farmacoresistenza è un argomento che la riguarda da vicino perché tutti i giorni ha a che fare con virus e batteri, è la sua vita e dobbiamo preoccuparci perché ci hanno raccontato che nel 2050 a causa della farmacoresistenza moriranno circa 10 milioni di persone. Beh, non so se queste proiezioni siano corrette come sempre. Lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi un ente del quale... Fare la statistica in termini futuri è sempre difficile, anche per l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il problema della farmacoresistenza è un problema non di oggi, tanto che non era, diciamo, necessaria la pubblicazione dell'articolo da parte dei colleghi americani su Antimicrobial Agent Chemotherapy, sulla resistenza di Escherichia coli, perché già i cinesi, ancora a febbraio, avevano documentato un caso di circolazione di un batterio intestinale resistenti a tutto, quindi stiamo parlando di resistenza multipla quando sono batteri resistenti a almeno 2 classi di antibiotici, di resistenza estensiva o XDR come si dice a più classi o quasi tutte e di panresistenza a tutti gli antibiotici disponibili. In questo caso documentava una resistenza alle polimixine e il colistin, che però è già presente anche da noi, ecco, diciamolo pure, soprattutto in Klebsiella, in enterobatteri, e lo troviamo già nei nostri ospedali e questo è causa di mortalità ovviamente per infezioni molto gravi. Infatti professore, in Italia a causa appunto di questi batteri che esistono, ricordiamolo all'interno dell'ospedale quando una persona purtroppo ci entra, si parla di 5-7 mila persone che muoiono per infezioni nosocomiali, quindi insomma una concentrazione di batteri non indifferente anche negli ospedali che portano alla morte. Ci sono essenzialmente 2 problemi. Uno, che la farmacoresistenza, come diceva Fleming, interviene naturalmente, e questo lo sappiamo. 2, che ci sono modi per farla emergere più facilmente, che è l'uso inappropriato degli antibiotici, a dosaggi soprattutto sottodosaggi, quindi i batteri crescono molto rapidamente, quindi nel loro DNA insorgono mutazioni
e la resistenza si trasmette verticalmente, ma nei casi documentati recentemente dai cinesi e dagli americani, ecco, il problema, quello allarmante, è che questa è una resistenza che si trasmette orizzontalmente per plasmidi, che sono dei mini cromosomi, degli elementi che possono trasferire l'informazione genetica per la resistenza agli antibiotici da un batterio all'altro in via orizzontale, anche batteri di specie diverse. Quindi questo è un fenomeno allarmante, perché non abbiamo... È rapido, quindi è un passaggio molto rapido, non abbiamo, può avvenire o per coniugazione, anche i batteri coniugo, oppure per trasferimento da parte di virus batterici. Anche i batteri sono infettati da virus, i virus sono gli elementi più rappresentati nella biosfera, quindi non solo quelli che colpiscono noi, colpiscono i batteri, colpiscono i funghi, colpiscono le piante, e quindi se il trasferimento è orizzontale è molto più rapido, più pericoloso, non abbiamo più armi, anche perché l'industria farmaceutica da 20 anni non è più interessata a produrre antibiotici, produce blockbuster, che sono farmaci che si prendono tutti i giorni, per tutta la vita, come la pillola per il colesterolo, per abbassare la pressione, o l'aspirinetta per ridurre il rischio cardiovascolare, e quindi l'industria è stata poco interessata, quindi non anche abbiamo perché armi. economicamente forse non era più remunerativa, diciamoci la verità. Ci sono le grandi aziende farmacologiche, le grandi aziende farmaceutiche che insomma a un certo punto dicono vabbè, ma chi mi fa fare un altro antibiotico? Tra l'altro una vera creazione di antibiotico si è fermata al 1987, no? Perché c'era basso profitto, poi tra il 1983 e il 1987 sono stati creati 16 nuovi antibiotici. Negli anni 90, 10, negli ultimi anni hanno messo in commercio 5 antibiotici che proprio nuovi, insomma non sono riformulazioni. È così, professore? Purtroppo è così. Diciamo che l'unica arma che abbiamo a disposizione è la sorveglianza attenta microbiologica, l'analisi dell'epidemiologia molecolare, cioè capire qual è il paziente sorgente che può infettare altri pazienti, quindi le pratiche igieniche, quelle che ci sono state insegnate almeno da un secolo, quelle quindi di lavorare in asepsi con i guanti, sterilizzando attentamente, e soprattutto una volta che si è scoperta dove alberga l'infezione, cercare di usare dei contenimenti, cioè mettere questi pazienti particolarmente a rischio in stanze isolate, in contenimento con protezione di aria. Come abbiamo visto per Ebola, come abbiamo visto per quel paziente che è tornato in Italia, insomma tutti conoscono. Dico, non come per Ebola, ma, ma molto vicino. Beh, allora siamo tranquilli, rilassati, sabato sera uno sta bevendo insomma, una bevanda, qualcosa, e dice cavoli, qua c'è da preoccuparsi. E io vengo al farmacista, perché noi italiani, noi ci piace tanto usare i farmaci, andiamo dal farmacista, ci facciamo dare di tutto e di più, medicinali da banco, insomma poi magari spingiamo in qualche modo, non si sa perché, nelle nostre case c'è sempre una confezione di antibiotico pronta all'uso, pronta per il viaggio. Allora, in Italia si usano ogni giorno 27,8 dosi ogni 1000 abitanti di antibiotico, contro una media europea che è circa di 20 dosi. Siamo maglia nera in Europa proprio per questo motivo, ma siamo così stressati, abbiamo paura di ammalarci in continuazione, abbiamo l'ansia, perché il primo farmaco venduto in Italia è l'inibitore della pompa protonica. Abbiamo tutti un po' di mal di stomaco, diciamocela così. Sarà per la politica, e guardo il sindaco, ma insomma sarà per colpa loro, ma ci troviamo così, insomma, un po' stressati, mettiamola così. Ma guardi, il discorso è molto più ampio, nel senso che siamo sì stressati, la vita purtroppo non è più come quella di una volta, ci sono dei ritmi molto più frenetici rispetto a un tempo, e questo porta il paziente anche a voler guarire nell'immediatezza, il che non è possibile. Lei dice vada a Lourdes, provi, suoni, citofoni, esatto, veda. perché proprio non è possibile, cioè non c'è più la pazienza di curarsi, non c'è più la pazienza di stare a casa, i canonici 7 giorni. Vabbè, ma poi ti mandano il certificato del datore di lavoro, che ti manda punto, l'ispettore dell'INPS e dice ma scusa. È quello il punto, però l'altro problema molto molto grosso è che la gente forse non lo sa, che il quarto motivo mondiale, però noi siamo in Italia, quindi parliamo in Italia, il quarto motivo di ricovero
da parte di un paziente è per un uso sbagliato di farmaci oppure un abuso di un farmaco. È il quarto motivo, è una cosa folle. Come folle, d'altra parte, è l'uso scellerato in questi ultimi anni ed ingiustificato di antibiotici anche quando non ce n'è assolutamente bisogno, per paura di sovrainfezioni fantomatiche, fra le altre cose, che non è che siamo in civiltà, quindi le sovrainfezioni non... lei questa immagine se la vede tutti i giorni, no? Io questa la vedo tutti i giorni. Che non abbia la farmacia con i farmaci pneumatici che arrivano su, perché c'è anche quello. No, siamo ancora manuali noi. Allora siete antichi, siamo ancora allora vecchio siete stampo. Purtroppo c'è un crescendo di uso di farmaci perché le persone vogliono star bene Ma ansiolitici, cosa usiamo? Quando Guardi, qualcuno viene da lei, che cosa le chiede? A parte l'inibitore della pompa protonica che abbiamo visto la confezione prima, ma insomma quello. cosa hanno? L'ansia? E cos'è che vende di più? Per esempio nella sua farmacia? C'è un aumento, c'è stato in questi anni un aumento degli inibitori di pompa, dei farmaci antipertensivi, dei farmaci per abbassare il colesterolo, soprattutto ansiolitici e antidepressivi, e questo dovrebbe far riflettere parecchio sul nostro stile di vita, che non è proprio il massimo. No. E allora io vengo al nostro rappresentante dei consumatori, li rappresenta tutti, cominciamo un attimo a definire delle cose, poi mi hanno già mostrato che devo andare in chiusura, ma torniamo subito dopo la pubblicità. Se abbiamo sentito il dottore, insomma, abbiamo sempre paura di non avere abbastanza farmaci e quindi li stipiamo nel famoso armadietto. 12 milioni di spesa farmaceutica a carico del sistema sanitario nazionale e tantissimi milioni di euro che se ne vanno in farmaci che vengono sprecati, scaduti, sversati nell'ambiente. Insomma, noi italiani ce la mettiamo tutta per rovinarci la vita alle volte. Io credo che questo sia un grandissimo problema, il problema sanitario e soprattutto dell'utilizzo di farmaci in Italia è drammatico. Però vorrei un attimo anche così sollevare quelle che sono le colpe anche dei consumatori, perché è vero che i consumatori premono, può essere vero, però io ricordo che tutti questi farmaci hanno una chiara prescrizione medica e secondo noi vi è un uso improprio del farmaco proprio da parte anche del medico, che molte volte per sentirsi più sicuro, per non rischiare, per far bella figura col paziente, per non dire di no al paziente. Farsi portare la colomba a Pasqua e il panettone a Natale. Non scenderei in questo, voglio sperare che i nostri medici abbiano... La gallina e il cappone come i tempi di sì, una volta si faceva, voglio sperare che oggi queste cose succedano molto meno, però sicuramente il medico può essere ricattato. Cioè oggi stressato anche il dottore, anche lui inibitore più che stressato direi che fa i suoi conti e la perdita di un paziente oggi per lui può essere un problema, anche perché è poi difficile recuperarlo, e quindi per accontentare il paziente un po', ma soprattutto secondo me per mettersi la coscienza a posto, alle volte ha una prescrizione un po' possiamo dire leggera. Allora, ecco, uso questo termine. Ecco, io devo andare in pubblicità, però poi volevo ripartire da lei. Nel 2015 sono state fatte ben 5 milioni di prescrizioni mediche inutili. Parliamo di farmaci, visite, accertamenti diagnostici e affene. Meditate gente, meditate, andiamo in pubblicità, non andatevi a prendere l'inibitore, la puntata è lunga. A dopo. Allora, siamo tornati qui in trasmissione con la finestra sabato sera. Durante la pubblicità j'accuse, non vi dico fra chi, però ve lo dico, fra il farmacista e i dottori. Insomma, il farmacista ha detto, ma non sempre i dottori sanno ben prescrivere, ad esempio, l'antibiotico, ma poi ci torniamo. Allora, Ormesi, prima della pubblicità abbiamo detto che ci sono stati 5 milioni di prescrizioni inutili. Nel frattempo, però, abbiamo sentito i dati del Censis, ci sono 11 milioni di italiani che hanno rinunciato alle cure per problemi economici. Allora, dove sta la verità? Allora, il dottore è troppo preoccupato,
l'Italia che ha 8 milioni di poveri e sotto la soglia della povertà, dove sta la verità? Lei con i suoi consumatori? Beh, la verità come sempre normalmente sta nel mezzo ed è difficile trovarla. Quello che però bisogna sottolineare in questi casi è sicuramente che è facile dire che ci sono prescrizioni ed esami inutili dopo. Magari prima però uno è preoccupato, io mi metto dalla parte del consumatore che va dal medico preoccupato e vuole anche essere seguito dal suo medico. Per quanto riguarda il discorso che si faceva prima, volevo fare una parentesi per quello che aveva detto il nostro farmacista, nella quale io sono d'accordo su quello che lui diceva. Non dico che il medico non sappia prescrivere l'antibiotico, dico soltanto che molto spesso il medico, oggi come oggi, preferisce non fare le visite domiciliari, questo ormai fa parte della nostra cultura, non so perché, quindi voi sapete che se un paziente si rivolge al medico con una infezione, questa può essere di origine virale o può essere di origine batterica, nessuno lo sa. Quindi il paziente va monitorato. Va monitorato, dovrebbe essere seguito, magari qualche volta il medico dovrebbe anche andare a casa. Per evitare questo, per evitare ogni sovrainfezione, il medico gli dà l'antibiotico. Questo è il problema. E ricordo che oggi l'EFSA parla di 25.000 morti in Europa per la resistenza antibiotica. Credo che questi siano dati che devono preoccupare e deve preoccupare anche il fatto appunto che la classe medica in questo paese si sia un po' seduta forse, non lo so, forse ha perso. Io ricordo del mio dottore, io sono un po' vecchietta, ma il dottore mio veniva con la bicicletta a visitarmi a casa, le sorelle e tutti. Oggi un po' meno, forse ti tocca portare altri tempi. Caro pediatra, ci tocca portare il bambino con 39-40 di febbre, ci tocca. Caro Giancola. Dobbiamo parlare della visita domiciliare? Beh, ovviamente è un'altra medicina quella che si riferiva lei. Oggigiorno la visita ambulatoriale dà la possibilità al medico appunto di fare quello che diceva, cioè di cercare in ambulatorio di discernere, almeno nei bambini, ma dovrebbe essere anche nell'adulto, di discernere le forme virali da quelle batteriche. E nei bambini, grazie a Dio, questo riusciamo a farlo con quello che si chiama il self-help, cioè il laboratorio in ambulatorio, e quindi fare degli esami come il tampone e la PCR che aiutano non al 100% perché in medicina il 100% non esiste, ma in buona probabilità a discernere le forme virali da quelle batteriche. Ecco perché bisogna venire in ambulatorio. Tra l'altro non c'è nessun pericolo per nessuno essere trasportato in ambulatorio rispetto che a casa. Una volta, tra l'altro oggigiorno bisogna avere il computer, fare tutta la ricetta dematerializzata che oggi come oggi farla a casa sarebbe un po' difficile. Ma ce l'abbiamo tutti la connessione, dai, io cerco di punzecchiarla, però la connessione ce l'abbiamo tutti a casa. Sì, però... Ricetta cartacea. C'è ancora la ricetta cartacea. Che è stata fatta apposta per le visite domiciliari. Certo, ma non è, la visita domiciliare è una cosa dell'800. Oggigiorno non si fa più le visite domiciliari perché in ambulatorio si riesce a visitare molto meglio, si ha tutta l'anamnesi del paziente con la cartella clinica, è tutto, non con questo, però ci sono dei casi, come dicevo prima, il 100% non esiste, ma per il 98% dei casi, delle patologie, si possono benissimo fare in ambulatorio. Certo. Senza nessun pericolo per il paziente. Dopo l'adulto o l'anziano è ovvio che i colleghi della medicina generale vanno molto più spesso a casa perché sono anche condizioni fisiche diverse. Esatto, di difficoltà a essere trasferite, di ambulare e via dicendo. Quindi invece il bambino è quasi sempre preso in braccio dalla povera mamma che tra una cosa e un'altra implora una visita dal pediatra e il bambino si ammala venerdì sera, come sempre. Vabbè, cerchiamo di essere positivi. Lei prescrive con leggerezza quindi l'antibiotico oppure no? Perché insomma sentite il farmacista, se voi le prescrivete ma non sapete cosa state prescrivendo. No. Un'altra cosa, io ho detto che a me non è mai capitato di vedere una penicillina prescritta secondo il dosaggio corretto, mai.
Ecco, non so a chi si riferisca. Noi pediatri, grazie a Dio, abbiamo una cultura della prescrizione fatta sui chili, sul peso del bambino, e quindi riusciamo, se uno non fa i calcoli sbagliati, ma non credo proprio, si moltiplica il dosaggio del pro chilo per i chili del bambino e se li divide nelle varie somministrazioni. Non credo che ci sia possibilità di sbagliare. Scusi, ma purtroppo sì, perché io non credo, guardi, non credo proprio. Le vedo tutti i giorni e ho studiato molti casi clinici lo stesso, anche in specialità, perché purtroppo la penicillina, che è la più comune, l'amoxicillina, esatto, viene prescritta ogni 12 ore. Certo, viene prescritta ogni 12 ore perché si può anche prescrivere ogni 12 ore. È Serve meglio prescriverla ogni 8 ore. Cioè, ma poi ci sono la compliance, che forse lei non si ricorda più cos'è, la compliance del paziente, sì, certo che mi ricordo cos'è, che le mamme, come dice... No, guardi, parliamo bene e potabili, come dico spesso. A casa c'è gente che è laureata in altro, che è cultura generale, ce lo dica. Allora, bene. è diciamo, la capacità della mamma di essere adeguata a quello che viene prescritto dal medico, e quindi il medico deve prescrivere anche perché la mamma riesca a dare il farmaco al bambino, che è difficile svegliarlo di notte, a mezzanotte è difficile, e quindi ci sono delle cose che poi è difficile che la mamma faccia, per cui è meglio magari farlo in 2 somministrazioni invece che in 3, che dare per 3 e poi la mamma la dà per 2 sottodosandolo, come diceva giustamente. Comunque, se non mi sbaglio, medicina... caro farmacista e caro pediatra, mi sembra che le aziende farmaceutiche abbiano messo in commercio questi antibiotici con il dosaggio del chilo, cioè c'è la siringa, peso, la mamma tira e spera di dare il dosaggio giusto. Sì, questo salva capra e cavoli. No, non si parla di dosaggio, si parla di tempistica, che è un'altra cosa. Vabbè, ogni 8 ore, ogni 12 ore. Ogni 8 ore e ogni 12 ore, esatto. L'amoxicillina è assoldato che serve a gran poco, assolutamente. C'è 1000 studi in questo senso, proprio per l'emivita stessa del farmaco, che forse non si tiene conto, ogni 12 ore. È meglio, sicuramente l'amoxicillina lo si dà ogni 8 ore, però per esempio con l'amoxicillina assieme al clavulanato lo si può dare benissimo ogni 12 ore. Che sarebbe un antidolorifico? Che è sempre amoxicillina, ma con un antinfiammatorio? No, non è un antinfiammatorio, è una molecola che aiuta l'amoxicillina a far meno resistenza, ecco. Vabbè, insomma, allora questa è la situazione. Ma possiamo dire, scusi, certo, che c'è anche un problema molto probabilmente, anche non molto probabilmente, di marketing delle aziende farmaceutiche, che in questi ultimi anni, un po' perché sono usciti dei farmaci, parlo di antibiotici che danno per 3 giorni a una sola compressa al giorno, e anche qui ci sarebbe da ridire, perché studi fatti negli Stati Uniti dicono invece che lo usano per 5 giorni e non per 3 giorni, quindi un sottodosaggio. E a questo poi si è tutte le aziende farmaceutiche, noi vediamo che i farmaci che fino a 10-15 anni fa venivano usati 3 volte al giorno, tutti sono scesi a 2 volte al giorno, a 2 volte al giorno. E qua io sono perfettamente concorde con quello che dice il nostro farmacista, che perché sicuramente sua fonte di riferimento per gli studi futuri, perché ma sicuramente per i consumatori diventa un problema, perché il consumatore non è in grado di discernere queste cose, e sicuramente se gli viene prescritto di prenderlo 2 volte al giorno lo prende 2 volte al giorno, però sappiamo che ci sono tantissimi antibiotici che dovrebbero essere presi almeno 3 volte al giorno. Esatto. Perché allora, la farmacologia è una scienza esatta. Posso aggiungere, sì, il problema del sottodosaggio dell'amoxicillina c'è, ma è un problema di natura farmacocinetica, cioè come si distribuisce, in quanto qual è l'emivita del farmaco. Quindi questa, sì, credo possa verificarsi, ma un medico colto dovrebbe sapere il corretto dosaggio e il frazionamento del farmaco. Direi che il problema però è anche un altro, e sotto la spinta dell'industria
sottolineerei il fatto piuttosto che si tende a dare sempre la molecola di ultima generazione. Lei sa che nelle classi penicillina, penicillina G, poi si arrivano a penicilline protette, alla moxi, l'aminocillina, le cefalosporine, lo stesso, l'ultima generazione, il macrolide ugualmente, l'aminoglicosidico. Ecco, il vero problema è che l'industria farmaceutica, attraverso i rappresentanti, ecco, spingono sul farmaco di ultima generazione e questo purtroppo porta a selezionare dei resistenti a tutte le classi di farmaci, ecco, mentre propriamente, come si fa ancora in America, nei paesi del nord, in Scandinavia, nel Regno Unito, si usa ancora la penicillina tradizionalmente, quindi l'impiego del farmaco di prima o di seconda generazione andrebbe mantenuto proprio per evitare di selezionare resistenti a tutta quella classe di composti. Insomma, come sempre noi italiani seguiamo delle mode molto spesso, insomma, così, tutte quante questo credo sia un problema questo sicuramente. Anche perché insomma, ci sono ottimi antibiotici che danno dei risultati meravigliosi. Io vado in pubblicità perché mi sventolano la carta, torniamo subito dopo e ahimè, caro sindaco, tocca a lei. Sale qui su questo trono con la sua bellissima fascia. A dopo. Siamo tornati in diretta, stanno decidendo come curare il dottor Ormesi, se dargli 2 pastiglie, 3 pastiglie, se me darne 5 e al farmacista 10 perché lo devono calmare un attimo, no scherzo. Comunque il sottodosaggio è un problema. Certo, e anche il sovradosaggio chiaramente. Sì, ma direi che l'altro problema è quello che importiamo dall'industria alimentare. È chiaro, perché dopo, come quando uno dice ho un'intolleranza al lattosio, però lo trovi dappertutto, nel prosciutto cotto piuttosto che nei biscotti, e così anche i farmaci, li troviamo negli animali, li troviamo nella catena alimentare umana e purtroppo è così. Ma non solo, perché spesso cosa succede? Che noi sversiamo, cioè buttiamo nel lavandino di casa, ad esempio per quanto riguarda i bambini, molto spesso accade l'antibiotico e questo entra nell'acqua e quindi questo crea problemi, questo crea farmacoresistenza. Ci spostiamo un attimo, poi ci torniamo perché questi sono argomenti importanti che riguardano la nostra salute. Sindaco, lei ha i suoi abitanti, quanti sono? Il mio comune è Resana, in provincia di Treviso, abbiamo 9.600 abitanti. Quanti ciclostili ha fatto? Parecchi. Quanti? Se ne fate un'idea? 9.000, 8.000, no, 5.000? No, penso che ne abbiamo fatto nell'ordine di un centinaio. Ah, un centinaio, però pochi ma impegnativi. Non sono pochi impegnativi. Pochi impegnativi, perché insomma quello che è successo è stato un po' una grande querelle che si è aperta. Allora il sindaco con la sua fascia ha detto, prima che i miei concittadini che hanno figli vadano a vaccinare i bambini, voglio che siano ben informati. E quante pagine hanno? 22? 22 pagine. 22 sì. Pagine ben pensate e lì apriti cielo. Perché ce l'ha con i vaccini? O non ce l'ha con i vaccini? Io ci tengo a dirlo, al di là di quello che hanno detto i giornali, di quello che mi hanno fatto dire che non ho detto, e ci tengo a dirlo, io non sono assolutamente contro i vaccini e non l'ho mai detto e qui grazie a voi che mi date questa opportunità di dirlo, lo ribadisco ancora una volta, io non sono contro i vaccini. Però io sto solamente facendo un'informazione presso i miei cittadini di quelli che sono gli effetti collaterali che non sempre si riescono a trovare. È vero che ci sono i bugiardini, è vero che c'è il consenso informato, però io quando chiamo i cittadini e gli chiedo, visto che hai firmato il consenso informato, quali sono gli effetti collaterali? Ah, non lo so, nessuno mai me l'ha detto. Ecco. Io sono padre di una bambina, ho fatto i corsi, no, non l'ho vaccinata per altre scelte, perché io ho reputato che per mia figlia al momento non ne vale la pena. Quindi si affida al gregge? Ma non è che mi affidi al gregge. Io dico questo, una bambina di 3 mesi, vaccinarla per l'antitetanica, non credo che mia figlia a 3 mesi vada in giardino e si possa pungere, però questo è opinabile. Ci tengo a dire questo, informo i cittadini su effetti collaterali che non sempre li possono reperire, però ahimè io sono lontano da dare indicazioni in un senso piuttosto che in un altro. La trasmissione di oggi è stupenda. Abbiamo sentito delle informazioni incredibili su marketing farmaceutico, la resistenza ai farmaci,
ma il cittadino medio di queste cose che cosa ne sa? E allora ci tengo a dirlo e lo ribadisco, è giusto che il cittadino inizi a informarsi. È chiaro che quando io vengo dal settore del commercio, quando qualcuno comincia a pestarti i piedi, rizzi le antenne. Quando qualcuno fa un'informazione su che cosa possono essere i possibili sviluppi negativi, è chiaro che chi rischia di perdere business, perché da questo punto è business, perché non capisco questo accanimento. Cioè, ma uno senta, si informa... scusi, che cosa c'era scritto in più nel suo bugiardone rispetto al bugiardino? Mettiamola così. Le va bene questa equazione? Ma mettiamola pure così. Bugiardone e bugiardino, cosa era scritto? Quello che sono le indicazioni su quello che sta succedendo nell'evoluzione di determinate malattie, quando sono sorte, che cosa è successo. Pensate una semplice cosa. Durante la guerra, bombardamenti, non c'erano fognature, un'alimentazione pessima, non c'era acqua potabile, c'è stata una evoluzione incredibile in termini di sicurezza alimentare, di stili di vita. Questo ha già contribuito notevolmente a aumentare il benessere delle persone. Che poi qualcuno dica no, ma è perché in quel periodo sono nati i vaccini. Io non discuto questo. Ma veramente i vaccini sono nati addirittura nel 1888, sì, la vaccinazione da vaiolo, se non mi ricordo. Sì, ma le vaccinazioni... 1700, ecco. Sì, ma le vaccinazioni in massa da vaiolo, sono addirittura i cinesi facevano inalare delle polveri di, mi pare, di vaiolo, e parliamo di antica Cina, cioè medicina super orientale lontana, quindi ecco, non è che proprio... Io non voglio andare in questo campo perché poi qui c'è chi è più bravo, chi ne sa di più, chi ne sa meno. Però insomma lei... Io dico questo, i cittadini... Che preoccupazioni aveva? Cioè, sappiamo che quando vacciniamo il nostro bambino, chi ha bambini, va là, fa la vaccinazione e deve attendere 15 minuti, 20 minuti a seconda del protocollo, perché ci possono essere delle reazioni avverse, cioè ci sono reazioni negative, esatto, che può essere uno shock anafilattico, perché ci può stare. Però insomma di solito, normalmente, le mamme chiacchierano in questi 15 minuti, tornano a casa e si affidano che non succeda una piccola febbriciatola. Se lei mi permette, io voglio fare un esempio parallelo, che non voglio andare a toccare la sensibilità di nessuno. Quando la Volkswagen ha venduto delle auto e qualcuno ha certificato... una marca tedesca di macchine, una molto macchina popolari. Tedesca, chiedo scusa, una macchina è stato certificato che non inquina, poi qualcuno si è accorto che non era vero. Permettetemi che qualcuno possa anche informarsi, possa fare delle analisi, dei test, tutto questo. Io sto chiedendo solo questo, libertà di informazione. Però è anche vero che l'Italia in fatto di libertà di informazione, ed è una statistica venuta fuori pochi giorni fa, siamo al 77° posto. Cioè tu non puoi dire quello che non viene dichiarato nei protocolli standard. E io su questo faccio obiezione. Ma lei è andato a vedere il Corberva, che sono queste associazioni no vaccinazioni, cioè si è basato su queste raccolte dati, sui dati del Ministero? Ma anche su genitori che sono venuti da me in comune. Analisi del bambino come stava prima, fatto la vaccinazione, effetti collaterali, e li negano. Allora, non ho capito. Mio zio stesso ha fatto un vaccino, stava bene, ha fatto il vaccino, ha avuto 4 giorni che abbaiava, si metteva a abbaiare in ginocchio. Ma quello non è dovuto al vaccino, attenzione, perché i medici hanno detto che non è dovuto a quello. No, se stava bene prima... Però è chiaro che di fronte a dei protocolli dove tutti hanno detto che è così, nessuno si mette contro, perché veramente andiamo a toccare interessi enormi. Perché dice, è così, sono interessi delle grandi compagnie. Tra l'altro la Federazione Italiana Medici Pediatri si è molto occupata di un'azienda farmaceutica, della quale non posso fare il nome, che sembra insomma abbia uno strapotere economico, insomma sono 4 quelle che governano il mondo. Allora, il sindaco dice, io voglio fare un'informazione a 360 gradi perché e ci tengo a dirlo, chiedo scusa, io quando ho fatto i corsi preparto con mia moglie, mi spiegavano perché vaccinare, quando siamo andati dalla pediatra mi ha spiegato perché vaccinare, quando siamo andati all'USL mi hanno spiegato e mi hanno mandato i fascicoli sul perché vaccinare, ma nessuno mai mi ha detto l'altra parte. Allora è anche giusto capire perché sì e perché no. Perché visto, no, che allora, visto che in Veneto è la prima regione in Italia che non sono più obbligatorie a vaccinare, allora 2007. Esatto. Ma allora perché no? Perché no? Paura che succeda qualcosa? Ma non è paura, non è paura, è una scelta. Che uno fa. Allora, cioè io non voglio dare indicazioni perché sì e perché no, sono scelte che uno deve fare liberamente. Ci tengo a dirlo, già dal 2007, grazie a Tosi, in Veneto non è più obbligatorio. Allora perché l'hanno reso più obbligatorio? Dovevano continuare a renderlo obbligatorio. Professor Palù, allora noi abbiamo qualche slide che ci ha mandato anche il professore con delle percentuali di sopravvivenza, che cosa è successo da quando c'è stato l'avvento dei vaccini. Hai ricevuto anche le ultime? È quello che abbiamo ricevuto, perché noi siamo work in progress, cioè lavoriamo sempre, poveretti. Posso però fare una premessa? Prego. Ecco, quando parliamo di vaccini, parliamo di farmaci. Sono classificati farmaci dall'EMA, dall'FDA, dalle agenzie internazionali, quindi
parliamo anche di un atto medico e parliamo di presupposti scientifici. Io ho grande rispetto dei sindaci e del sindaco qui presente in particolare, che non mi consta sia né medico né biologo né farmacista, ma a fare l'informazione scientifica è bene che parlino coloro che sono esperti, quindi il sindaco ha una responsabilità perché è l'ufficiale sanitario. Dai tempi della Repubblica di Venezia le città marinare si dotavano per la quarantena e le decisioni le prendevano o i sindaci o chi era al potere. Però, ecco, un'informazione scientifica andrebbe fatta dagli scienziati, da chi ne sa di scienza. Quindi voglio dire che la scienza, come l'economia e la finanza, non è democratica perché si basa su leggi e regole scientifiche, su prove di fatto, scientifiche documentate. Quindi quando si parla dei vaccini, di farli o non farli, dei rischi dei vaccini, dell'utilità dei vaccini, a parlarne dovrebbe essere chi di vaccini ne sa. Giancola, vaccini pediatrici, lei ne sa perché comunque come pediatra li prescrive o non li prescrive? Ci sono anche pediatri che dicono fate quello che volete, ne ho incontrati e ho telefonato ad alcuni per la trasmissione e poi non sono venuti, però c'è anche dei colleghi che dicono fermi, lei li consiglia? Beh, certamente li consiglio. E sono rimasto basito quando ho letto quello che il sindaco dà ai nuovi nati a Resana. È incredibile che un sindaco che è il responsabile della sanità di un comune possa dare una controinformazione basata sul nulla scientifico, perché non c'è niente di scientifico di quello che dice il sindaco, che si basa sulla propria esperienza, che ovviamente non deve basarsi neanche il medico sulla sua esperienza, pensi lei la gente. E quindi è una cosa incredibile che un sindaco si possa permettere di dare questa lettera e queste controinformazioni ai propri cittadini. Perché questa non è un'informazione, è una controinformazione. Quindi parlano i dati, il fatto che il 40% dei bambini non vaccinati sono morti di morbillo, che il 27% delle persone non vaccinate sono morte di influenza, il 20% dei bambini non vaccinati sono morti di ipertosse, ogni anno 1,5 milioni a livello così globale. Queste sono cifre che non esistono. Che le malattie come il morbillo, come l'influenza, come la varicella siano in piccola parte ma siano mortali, questo lo dicono le statistiche, non lo dice né il sindaco né io, lo dicono le statistiche. Si muore ogni 6-8 mila casi di morbillo, c'è un caso di morte. E a Napoli 10 anni fa ci sono stati 80.000 casi di morbillo e ci sono stati 8 morti, bambini che se fossero stati ovviamente vaccinati non solo non sarebbero morti, ma non avrebbero preso neanche il morbillo. E non avrebbero magari avuto le complicazioni, perché noi parliamo dei morti, appunto, ma oltre a tutte le come negli incidenti stradali c'è il morto sul colpo, ma ci sono poi morti e poi ci sono tutte le complicanze dall'encefalite, a broncopolmonite, otiti e tutte quelle complicanze che con il vaccino non esistono, perché la scienza dice chiaramente che non esistono questo tipo di complicanze e tutte le complicanze che sono scritte in quei fogli che dà il sindaco a Resana sono false, chiaramente mi permetterei, false. Scusami, di suggerire al sindaco, in linea con l'impostazione politica del suo partito che mi pare contro l'immigrazione selvaggia, l'immigrazione selvaggia, di preoccuparsi di nessun partito, no, ci tengo a dirlo, di preoccuparsi di più del fatto che arrivano immigrati senza vaccinazione e che il morbillo è la malattia più contagiosa che esiste sulla faccia della terra, perché un soggetto infetto ne può infettare altri 30 e come diceva il collega Giancola, non solo la mortalità che è circa 1 su 1000 su chi contrae il morbillo, ma le sequele del morbillo. Sì. E quindi, anche danni neurologici, ricordiamolo, possono esserci complicazioni molto gravi sul paziente a livello anche psicomotorio, insomma c'è da pensarci parecchio. Il dottor Giancola ha citato Napoli, ma noi potremmo citare nel nostro Veneto Bassano, la provincia di Vicenza, i casi di 4-5 anni fa, e questi sono
morbillo di importazione, Ma anche a Padova, perché per esempio, viene c'è stato da persone non morbillo... vaccinate. E rivedremo le malattie, perché ci sono stati casi adesso di poliomelite importata dalla Siria attraverso l'Ucraina, torna la difterite. Perché? Perché queste popolazioni arrivano senza certificato medico, non sappiamo che vaccino hanno fatto, e trovano una popolazione che, ahimè, non si vaccina più come dovrebbe, perché l'efficienza del vaccino si basa su quante persone si vaccinano. Allora, e per il morbillo almeno il 95% della popolazione. E noi siamo scesi sotto quella soglia, dove avevamo l'obiettivo 95% nel 2015, ahimè, caduto l'obbligo vaccinale, le persone vaccinano meno i propri figli. Noi torniamo dopo la pubblicità e il sindaco avrà qualcosa da ridire, e poi volevo sentire anche la voce del tossicologo, perché c'è anche chi dice attenzione, se noi facciamo una vaccinazione non è detto che poi allo scadere dei 3 anni o dei 3, 4, 5 mesi bisogna rifarne, tecnicamente potrebbe essere ancora attiva quella vaccinazione. Insomma, ci sono tante cose da discutere. A dopo. Allora, siamo tornati qui con la finestra. Sindaco, lei non ha dati scientifici, ma ha dati del passaparola. Mi viene in mente il vecchio detersivo, mi passi la battuta. Sì, lei fa bene. Allora, io sono per la libertà di informazione. Okay. Allora, loro dicono che non hanno dati scientifici, ben vengano i loro dati. Loro sono dei luminari, loro rimangono nelle loro posizioni, io rimango nelle mie. Nel diritto, nel pieno diritto, perché ricordo una cosa, anni fa dicevano che le sigarette non facevano male ed era testato negli anni. Che cosa sta dicendo? Poi è venuto fuori, va bene, dai. Poi è venuto fuori che facevano male. No, Di Bella quanto facevano male, è venuto fuori dopo quanto facevano male, okay. Ma che facessero male lo sapevamo tutti. Dopo lo sappiamo sempre tutti, sempre dopo. Non è rispetto della democrazia. Sì, bisogna parlare con competenza di cose scientifiche. Allora lei dice, io vedo una cosa, che tutto ciò che è scientifico oggi, fra 50 anni non è più scientifico, per cui lasciamo immaginare ad ognuno quanto scientifico è ciò che sappiamo. È chiaro che mettere in discussione una certezza, un qualche cosa dove uno ha basato una vita di studi diventa difficile. Io non sto dicendo che loro non hanno ragione, ben venga il loro modo di pensare, ma ahimè ci sono dei casi conclamati in cui ci sono dei danni. Ma lei si riferisce al fatto che il Ministero abbia risarcito, perché poi è circolata anche questa voce? Anche quello. No, anche ci sono quello anche è stato perché quella sentenza che è successa a Rimini è stato perché lo Stato non si è presentato a difendersi, per cui il giudice ha dovuto, perché tecnicamente ha dovuto dare ragione all'unica parte che c'era. Ovviamente in appello lo Stato si è presentato e il giudice d'appello ha dato ragione e torto alla famiglia, ovviamente. Quindi non è vero quello che dicono, che lo Stato ha dato ragione, niente, perché c'è stato il primo di primo grado, in secondo grado invece non è stato dato torto. Lo Stato era in contumacia e non... Dottore, io rispetto il suo autorevole parere, io informo i miei cittadini, poi i cittadini hanno anche il diritto e il dovere... Di cosa li informa? Di cosa?